ritrovati con l'informazione flash di News Sicilia. La Commissione Bilancio alla Camera, presieduta da Giuseppe Mangialavori di Forza Italia, ha approvato un emendamento salva Sicilia. L'onorevole Tommaso Calderone, deputato nazionale di Forza Italia, aveva presentato un emendamento mirato a spalmare in 10 anni, anziché in 3, il debito di 866 milioni di euro contestato dalla Corte dei Conti. Per promuovere le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità è istituito presso il MIT un apposito fondo per garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia e da e per la Sardegna, con una dotazione di 5 milioni per il 2023 e 15 per il 2024. Bernadette Grasso, prima dei non eletti di Forza Italia nella circoscrizione provinciale di Messina, da oggi è ufficialmente deputata dell'Assemblea regionale siciliana. Subentra l'ex capogruppo Tommaso Calderone, che ha optato per il seggio alla Camera dei Deputati. La parlamentare ha scelto di aderire al gruppo di Forza Italia, che fa capo a Stefano Pellegrino, legato al governatore Renato Schifani. Si tratta di una decisione che inevitabilmente sconvolge gli equilibri tra i due gruppi del partito. Boom di condanne anche in appello ai mafiosi palermitani accusati di aver tentato di riorganizzare la cupola di Cosa Nostra. Dopo la morte del capo dei capi, Totò Riina, è arrivato il verdetto d'appello dell'inchiesta Cupola 2.0, la sentenza che vede coinvolti complessivamente 48 imputati. E con questa notizia per adesso è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci. Natale ad Acireale. Dall'8 dicembre all'8 gennaio nel centro storico mercatini, circuito dei presepi d'arte, la casa di Babbo Natale, la pista di pattinaggio sul ghiaccio, concerti musicali nelle chiese, laboratori, il trenino turistico natalizio, oltre a tante iniziative di solidarietà. Il 24 dicembre alle ore 20 Uzzukku, tradizionale accensione. L'amministrazione comunale augura buone feste.